Dice Gesù ai suoi discepoli: piccolo gregge, piccolo ieri, piccolo oggi, piccolo non solo per ragioni numeriche, ma piccolo perché formato da persone umane e quindi da persone segnate dal limite, dalla fragilità, sempre bisognose di essere riprese e corrette. Piccolo gregge, non temere, non avere paura. Questa espressione nella Sacra Scrittura, ci dicono gli esperti, ricorre per 365 volte, tanti quanti sono i giorni dell'anno. Non temere, non avere paura. È il buongiorno di Dio a ciascuno di noi. È la buonanotte di Dio a ciascuno di noi, perché spesso, lo sappiamo bene, durante la notte le paure ci prendono e assumono dimensioni enormi. Non avere paura, perché sono con te, non sei solo. Piccolo gregge, non temere, non avere paura. Lo so, il Padre mio ti ha affidato un compito assai impegnativo, sproporzionato alle tue forze. Il compito è quello di custodire ed estendere il regno di Dio. Ma Dio è con te, non sei solo, non siamo soli in questo compito che il Padre dei cieli ci affida, custodire ed estendere il suo regno. E la pagina di Vangelo di oggi mette in evidenza due dimensioni fondamentali di questo regno. Non sono le uniche. E sono la dimensione della condivisione e la dimensione del servizio. La dimensione della condivisione. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Cari fratelli e sorelle, la condivisione può avere ad oggetto i beni materiali, ma anche i beni spirituali, le mie capacità manuali intellettuali, il mio tempo. Con riguardo ai beni materiali occorre dire che possedere beni materiali è legittimo, certo che è legittimo. Tra gli amici di Gesù c'erano persone ricche e poi c'erano alcune donne che lo servivano con i loro beni. Possedere beni è legittimo. Il problema nasce quando? Nasce quando questi beni da mezzo diventano il fine principale della nostra vita. E allora non siamo più noi a possedere loro, ma sono loro a possedere noi, ossessionandoci. L'avaro pecca contro Dio, contro se stesso e contro gli altri. Pecca contro Dio perché ripone la sua fiducia, la sua sicurezza appunto nei beni materiali che promettono e non mantengono. Promettono libertà, felicità, pienezza di vita, ma chi si fa loro servo fa l'esperienza dell'infelicità, fa l'esperienza della morte, fa l'esperienza della schiavitù. L'avaro pecca contro se stesso, cioè si fa del male con le sue stesse mani.
perché ha 2 e vuole 4, ha 4 e vuole 8, ha 8 e vuole 16 e non basta mai. E poi teme sempre di perdere da un momento all'altro tutto ciò che con tanta fatica ha accumulato, e poi spesso vede negli altri dei nemici che cercano di sottrargli i beni, e poi finisce per convincersi: io sono quello che ho, se non ho nulla, sono nulla. Ma questa non è l'identità dell'uomo. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato, questa è la mia identità. E quindi l'avaro si autocondanna ad una sorta di permanente inquietudine, di permanente insoddisfazione, di permanente malessere. E infine l'avaro pecca contro gli altri, contro il prossimo. Tanti sono le conseguenze negative dell'avarizia, grandi ricchezze concentrate nelle mani di poche famiglie, devastazioni ambientali, guerre, furti, inganni, violenze. Si possiede soltanto ciò che si dona, ciò che non si dona ci possiede. Siamo ricchi soltanto di ciò che condividiamo. Cerchiamo di capirle ora queste cose e di agire di conseguenza. Non aspettiamo per capirle quando saremo sul letto di morte, quando quindi non potremo più agire e ci sarà solo il rimpianto per una vita buttata via, sprecata, fallita. Poi c'è la seconda dimensione, che è quella del servizio. Però prima di parlare di questa dimensione del servizio, non posso, nella festa di San Lorenzo, non ricordare come egli ha vissuto questa dimensione della condivisione propria del regno di Dio. Lo ricorderete certamente. Era il 6 agosto del 258. L'imperatore Valeriano aveva disposto la messa a morte di vescovi, presbiteri e diaconi. In quel giorno vengono arrestati Papa Sisto II e diversi diaconi. In quel giorno stesso messi a morte per decapitazione. Viene risparmiato Lorenzo, così narra la tradizione. Lorenzo era il capo dei 7 diaconi di Roma, il suo compito era quello di curare le mense dei poveri, quindi curare i beni della Chiesa di Roma. Allora il prefetto dell'Urbe gli dice: ti do 3 giorni di tempo, se mi consegni tutti i tesori della Chiesa avrai salva la vita. 7, 8, 9, il 10 Lorenzo si presenta al prefetto dell'Urbe. Ma come si presenta? In quei 3 giorni ha venduto tutti i beni della Chiesa e ha distribuito ai poveri il ricavato. Quel giorno va dal prefetto dell'Urbe con i poveri di Roma e gli dice: questi sono i tesori della Chiesa. Evidentemente il prefetto lo condanna a morte sulla gradicola o, come oggi si tende a ritenere, per decapitazione anche lui. La dimensione del servizio. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Per capire bene questa espressione occorre riportarsi al contesto culturale di quel tempo. Gli uomini indossavano vesti lunghe, però quando dovevano lavorare o camminare arrotolavano la veste e se la cingevano ai fianchi perché era d'impaccio. È lo stile del servizio.
e la lampada accesa, perché nel libro dell'Esodo si racconta che durante la permanenza nel deserto, una volta usciti dalla schiavitù dell'Egitto, gli ebrei allestivano sempre una tenda con all'interno le tavole della legge e in quella tenda sempre doveva ardere una lampada, per dire della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Quindi il senso qual è? Colui che serve, la comunità dei discepoli che serve, manifesta la presenza di Dio. Servire vuol dire aiutare l'altro nei suoi bisogni materiali, certamente, ma vuol dire anche aiutare l'altro a crescere, libero, responsabile, felice. Certo non servo quando mi metto al centro e tutto deve ruotare intorno a me. Certo non servo quando faccio degli altri semplicemente lo strumento del mio successo. Certo non servo quando tendo a tenere gli altri nella condizione di bambini per poterli dominare. L'abuso. Certo non servo quando sono convinto di essere irreprensibile, senza macchie, senza peccato, e mi limito a fustigare i comportamenti degli altri. Chiediamo allora allo Spirito Santo, per intercessione di San Lorenzo, di essere discepoli di Gesù secondo il suo cuore, di essere discepoli che custodiscono e si impegnano ad estendere il regno di Dio, vivendo la condivisione, vivendo il servizio, per essere felici non solo dopo, ma già di qua, nel tempo, e poi in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Piccolo gregge di ieri, di oggi. Piccolo gregge perché formato non solo da un numero limitato di persone, ma anche perché è formato da persone umane, quindi da esseri segnati dal limite, dalla fragilità, esseri che hanno bisogno continuamente di essere richiamati e corretti. Piccolo gregge. Quanto affetto, quanta tenerezza in queste parole. Non temere, non avere paura. Questa espressione, non temere, non avere paura, dicono gli esperti, che compare nella Sacra Scrittura per ben 365 volte, tanti quanti sono i giorni dell'anno. È il buon dì del Signore. Quando ci svegliamo, iniziamo la giornata, non temere, non avere paura. È la buonanotte del Signore, quando andiamo a letto e sappiamo bene che se non dormiamo le paure spesso prendono il sopravvento e si ingigantiscono. Non temere, non avere paura. Piccolo gregge, non temere, non avere paura. Certo, il Padre che è nei cieli ti ha affidato un compito grande, sproporzionato alle tue forze, quello di custodire e incrementare il suo regno. Non temere, non avere paura, perché il Signore è con te e quindi ce la farai. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Il regno di Dio
è quella società alternativa che Gesù è venuto ad inaugurare nella sua persona e alla cui realizzazione appunto chiede a ciascuno di noi di collaborare. Alternativa perché fondata su valori alti rispetto a quelli abitualmente praticati dai figli di Adamo. Di questo regno di Dio la pagina di Vangelo oggi mette in luce due dimensioni, non sono le uniche, e cioè la condivisione e il servizio. La condivisione. Vendete ciò che possedete e datelo in elemosina. Fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma, perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Condividere è un verbo che può avere tanti oggetti. Condividere anche il proprio tempo, le proprie capacità intellettuali, manuali, ma certamente anche condividere i beni materiali. Possedere beni materiali è legittimo? Certo che è legittimo. Gesù aveva anche amici molto ricchi e le donne che lo seguivano lo servivano con i loro beni. Quindi possedere beni materiali è legittimo. Quando è che nasce il problema? Il problema nasce quando questi beni da mezzi diventano il fine principale della propria vita. E allora smettiamo di possederli e sono loro che possiedono noi, ossessionandoci. L'avaro pecca contro Dio, contro se stesso e contro gli altri. Pecca contro Dio perché ripone la sua fiducia, la sua sicurezza appunto nei beni materiali che promettono e non mantengono, promettono libertà, promettono felicità, promettono vita, ma chi se ne fa servo fa l'esperienza dell'infelicità, della morte, della schiavitù. L'avaro pecca contro se stesso. Si fa del male con le sue stesse mani, ha 2 e vuole 4, ha 4 e vuole 8, ha 8 e vuole 16 e non basta mai. Poi vede negli altri sempre delle persone che vogliono sottrargli ciò che con tanta fatica ha guadagnato e poi teme continuamente di perdere ciò che ha accumulato con tanto sudore e poi finisce per smarrire la propria identità, finisce per convincersi: io sono quello che ho, se non ho nulla sono nulla. Ma questa non è l'identità dell'uomo. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. E poi l'avaro pecca contro il prossimo. Quante conseguenze nefaste porta con sé l'avarizia. Grandi ricchezze concentrate nelle mani di poche famiglie, devastazioni ambientali, guerre, furti, omicidi, inganni per il Dio denaro, che è un buon servo ma un cattivo padrone. Possediamo soltanto ciò che doniamo, ciò che non condividiamo ci possiede. Si è ricchi soltanto di ciò che si condivide. Comprendiamo ora queste verità fondamentali e comportiamoci di conseguenza, anziché comprenderle alla fine della vita, quando non avremo più tempo per rimediare e ci sarà solo il rimpianto per una vita fallita, per una vita buttata via, per una vita spesa male. Questo l'aveva capito chiaramente San Pellegrino. Figlio di un re, rinuncia alla successione, rinuncia ai beni e inizia
il suo pellegrinaggio verso la Terra Santa, dove resterà 42 anni. Poi viene in Italia, dove condurrà vita eremitica e morirà alla veneranda età di 97 anni. Aveva vissuto in modo radicale la pagina di Vangelo che oggi è stata proclamata. E poi c'è una seconda dimensione, che è quella del servizio, la dimensione del regno di Dio. Siate pronti con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Per capire bene questa espressione occorre riportarsi alla cultura del tempo. Gli uomini indossavano vesti che arrivavano fino ai piedi, tuniche che arrivavano fino ai piedi. Quando però dovevano camminare per lunghi tratti oppure dovevano lavorare, una veste così era ingombrante, allora la arrotolavano e la cingevano attorno alla loro vita. Il servizio. Le lampade accese durante l'Esodo, durante la permanenza nel deserto. Gli ebrei avevano una tenda, lì erano custodite le tavole della legge ed una lampada doveva sempre ardere giorno e notte per dire che Dio era presente in mezzo al suo popolo. E allora dietro queste parole, siate pronti con le vesti strette ai fianchi, le lampade accese, che cosa ci sta? Qual è il messaggio? Qual è il significato? Il messaggio, il significato è questo. Quando come singoli o come comunità viviamo la dimensione del servizio, allora manifestiamo la presenza di Dio in mezzo a noi. Se no siamo dei traditori del Signore Gesù, dei traditori. Servire l'altro vuol dire tante cose, vuol dire aiutare l'altro nelle sue necessità materiali, ma vuol dire anche aiutare l'altro a crescere, a diventare libero, responsabile, felice. Certo non servo quando mi metto al centro e tutto deve ruotare intorno a me. Certo non servo quando gli altri diventano unicamente lo strumento del mio successo. Certo non servo quando tendo a tenere gli altri bambini per poterli dominare, per poterli controllare, per poterli guidare. L'abuso, non c'è soltanto quello fisico, c'è anche quello dell'anima, spirituale. Certo non servo quando mi penso irreprensibile e penso soltanto a castigare i comportamenti degli altri. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo a San Pellegrino che ci aiuti a vivere ogni giorno queste due dimensioni fondamentali del regno, la condivisione e il servizio. E saremo felici, non solo dopo, ma già qua sulla terra. Saremo felici nel tempo e saremo felici ovviamente in quel tempo senza tempo che noi chiamiamo eternità. Amen. Inizio con una duplice premessa. La prima premessa è che la santità cristiana non conosce il verbo fare e similari, ma conosce il verbo ricevere e similari. Questa è la prima premessa. La seconda premessa è che tutti i santi rassomigliano a Gesù, ma nessun santo è la fotocopia dell'altro. Fatte queste due brevi premesse, ripercorriamo brevissimamente il vissuto biografico di Chiara d'Assisi. Chiara nasce nel 1193 in una famiglia nobile e ricca di Assisi.
nel 1204 è profondamente segnata dal gesto compiuto da Francesco della spoliazione. Lo ricorderete certamente, sulla piazza antistante il Vescovado, alla presenza del Vescovo Guido, Francesco si spoglia delle sue ricche vesti, dei suoi soldi e consegna tutto al padre Pietro di Bernardone, dicendo che da quel momento avrà un solo padre, quello che è nei cieli. Nel 1211, quindi all'età di 18 anni, la sera della Domenica delle Palme, Chiara, accompagnata dalla sua amica Bona di Guelfuccio, si reca alla Porziuncola e qui riceve da Francesco una tonaca di lana rozza e il taglio dei capelli, alla presenza degli altri frati che tengono in mano un cero acceso. Per un breve periodo lei e Bona saranno ospiti delle monache benedettine di Bastia Umbra, poi ritornerà nel convento di San Damiano, dove resterà per tutta la vita, morendo nel 1253. Verrà canonizzata 2 anni dopo da Papa Alessandro IV. Qual è il tratto fondamentale della vita spirituale di Chiara d'Assisi? L'amore per i poveri. Questo è un frutto di un altro amore. Intanto Chiara si è sentita teneramente amata da Cristo Gesù, umile e servo, e ha deciso di rispondere a questo amore con altrettanto amore, attraverso la via praticata già da frate Francesco della umiltà e del servizio, perché l'amore, per essere autentico, ha bisogno di tradursi in volti concreti, se no restano soltanto delle parole. L'umiltà e il servizio. Ricordate le parole dell'Apostolo Paolo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, facendosi servo. È questo Gesù che Chiara, come prima Francesco, decide di seguire. L'umiltà di Cristo. Una umiltà che si è manifestata nella incarnazione, nella passione, nel dono di sé nell'Eucarestia, nella povertà. La regola di Chiara è la prima regola scritta da una donna nella storia della Chiesa, inizia così: la forma di vita delle sorelle povere è osservare il Vangelo vivendo in castità, obbedienza, e non dice povertà, dice sine proprio, senza nulla di proprio, espressione che troviamo sia nella regola bullata che nella regola non bullata di Francesco d'Assisi. L'espressione senza nulla di proprio
è un'espressione, magari un giorno ci ritorneremo su, molto più ampia dell'espressione povertà, che pure è compresa nel sine proprio, nel senza nulla di proprio. E questa povertà materiale è stata il grande amore di Chiara d'Assisi, che l'ha voluta inserire nella sua regola e ha dovuto combattere perché restasse nella regola. E finalmente questa regola, bollata da Papa Innocenzo IV, il 9 di agosto, viene consegnata a Chiara, che ripetutamente la bacia, il 10 di agosto, quindi il giorno prima della sua morte. E in questa bolla è appunto autorizzato il privilegium paupertatis, il privilegio della povertà materiale, che significa che lei e le sue compagne non potevano possedere beni materiali né come singole né come comunità e dovevano vivere del lavoro delle proprie mani. Lo difese tenacemente questo privilegium paupertatis, contro tutto e contro tutti. Chiara non voleva vivere per i poveri, siamo tutti capaci a vivere per i poveri, voleva vivere come i poveri e questo è molto più difficile. Perché il povero, a quei tempi, non sapeva se il giorno dopo avrebbe mangiato. Viveva in una condizione di totale precarietà. È questa precarietà che affascinava Chiara. È questa dipendenza totale dalla provvidenza del Padre che è nei cieli che affascinava Chiara. È questa totale fiducia nel Padre che affascinava Chiara, così come prima aveva affascinato frate Francesco. E quindi difese fino all'ultimo, ottenendolo, questo privilegium paupertatis. Vivere non tanto per i poveri, ma come i poveri. E poi il servizio. Cristo servo, Cristo che lava i piedi ai suoi discepoli, ma tutta la vita di Cristo è stato un servizio, dal momento dell'incarnazione fino al momento della morte in croce. E Chiara si fece serva delle sue consorelle, tanti gli episodi della sua vita che depongono in questa direzione. Ha sempre esercitato il suo ruolo di abbadessa, preoccupandosi più di essere amata che temuta e soprattutto ha dato l'esempio con la sua vita di questa dimensione del servizio. Era solita, per esempio, lavare i sedili delle consorelle ammalate e lavare i piedi infangati delle consorelle che tornavano dalla questua. Umiltà che si è espressa in modo particolare nella forma della povertà materiale e servizio per seguire Cristo Gesù, il suo Maestro, umile e servo. Chiediamo a Santa Chiara che ci aiuti a fare buon uso dei nostri beni materiali. Possedere è legittimo. Gesù aveva tra gli amici
persone benestanti, le donne che lo servivano con i loro beni. Possedere beni materiali è legittimo, il problema nasce quando questi beni da mezzi diventano il fine principale della nostra vita. Allora smettiamo di possederli e sono loro a possedere noi, ossessionandoci. L'avaro pecca contro Dio, contro se stesso e contro gli altri. Pecca contro Dio perché ripone la sua fiducia nei beni di questo mondo, che promettono e non mantengono, promettono libertà, felicità, vita, ma chi si fa loro servo fa esperienza di morte, di infelicità, di schiavitù. Pecca contro se stesso perché a 2 vuole 4, a 4 vuole 8, a 8 vuole 7 e non basta mai. E poi vede negli altri sempre persone che vogliono sottrargli i suoi beni e poi teme sempre di perdere da un momento all'altro tutto ciò che con tanta fatica ha accumulato. E poi finisce per convincersi che io sono quello che ho. Se non ho nulla, sono nulla. Ma questa non è l'identità dell'essere umano. Io sono un essere fatto per amare ed essere amato. Il denaro è un buon servo, ma un cattivo padrone. Possediamo soltanto ciò che doniamo. Siamo ricchi solo di ciò che doniamo. Ricordiamocelo ora e agiamo di conseguenza. Non aspettiamo di prenderne coscienza quando saremo sul letto di morte, quando ci sarà solo il rimpianto per una vita sciupata, buttata via, fallita, sprecata. Chiediamo a Santa Chiara di far buon uso dei nostri beni materiali, di esprimere la nostra umiltà anche per questa via. E chiediamo a Santa Chiara di aiutarci ad essere servi. Sono servo quando aiuto l'altro nei suoi bisogni materiali, spirituali, quando aiuto l'altro a crescere, a diventare adulto, libero, responsabile, felice. Certo non sono servo quando metto al centro me stesso e tutto deve ruotare intorno a me. Certo non sono servo quando gli altri diventano gli strumenti per il mio successo. Certo non sono servo quando tengo gli altri bambini per poter spadroneggiare nella loro vita, l'abuso. Certo non sono servo quando mi credo irreprensibile e passo le mie giornate a rimproverare gli altri per i loro comportamenti sbagliati. Chiediamo a Santa Chiara che ci aiuti con il suo esempio, con la sua intercessione, con i suoi insegnamenti, ad essere umili e servi, seguendo così, come ha fatto lei, come ha fatto Francesco, Cristo Gesù, umile e servo.